Però è arrivato il momento di voltare pagina e diventare più seri, perché allora 2 giorni fa è stato il 25 aprile, la festa della liberazione, una festa che può sicuramente vantare tantissimi fan, molti lo sono per un motivo nobile, e cioè perché è la ricorrenza importantissima che celebra il coraggio e il sacrificio di persone che hanno combattuto per la nostra libertà e per l'affermarsi della democrazia. Altri ne sono fan soltanto perché magari grazie al 25 aprile possono fare un ponte, non andare a lavoro e starsene a casa da scuola. In ogni caso c'è una persona che dovete ringraziare, perché se siete liberi di esprimere la vostra opinione, anche di dire che del 25 aprile non vi importa niente, lo dovete a persone come lui. Giovanni Marzona, detto Partigiano Alfa. Molto piacere. Molto piacere. Allora, venga con me. Allora, lei la devo chiamare Giovanni o Partigiano Alfa? Guardi come vuoi. Si vuole sedere qua? No, Dove no. sta andando? Dove sta andando? Sediamo. No. Sì, lei si può sedere dove va? Andiamo No. dietro le quinte? Dove vuoi tu? Sì, venga, si sieda qua, si sieda qua, si sieda qua. bene, Allora, era tutto deciso, No, come avete sono notato. tranquillo, per carità. Allora, ci scusi se l'abbiamo fatta aspettare così tanto. Allora, innanzitutto, Partigiano come la devo chiamare? Partigiano Alfa o Giovanni? Come vuoi. A Partigiano Alfa. Quanti anni ha? 91. Qua- Quanti anni aveva quando è stato partigiano? Da 16 a 17. Come mai il suo nome di battaglia era Alfa? Mi hanno cambiato nome quando sono diventato partigiano. Qual è la prima cosa che ha fatto da partigiano? Da partigiano io ho fatto la staffetta di collegamento fra battaglioni della Verdi e battaglioni rossi, diciamo, fra la Garibaldi e lo Sopo. Ascolti, qual è il ricordo più forte che ha legato alla Resistenza e a quegli anni? Il ricordo più forte è quando i partigiani veri, quelli che mi hanno insegnato per che cosa combattevano. Cosa le hanno Quando detto? Cosa le hanno detto che loro combattevano per libertà e per un'Italia migliore. E lei, il 25 aprile, come l'ha festeggiato il 25 aprile? Io tutti i 25 aprile li festeggio perché è una giornata della libertà, una giornata della vittoria contro il fascismo, è una giornata che i partigiani hanno detto basta alla guerra. Noi dobbiamo ricordarci che la Resistenza è stata una guerra contro la guerra. Quelli che sono morti in montagna sono morti per dire no alla guerra facendo una guerra. Ascolti, cosa direbbe, come spiegherebbe la Resistenza a un ragazzo che ha 15 anni oggi nel 2019? Oggi direi ai ragazzi che se non vogliono soffrire quanto ho sofferto io in montagna, devono sconfiggere il bullismo oggi nelle scuole. Quello è il primo passo, secondo lei? Il primo passo. Sì, per me il fascismo e i fascisti erano solo dei bulli, era gente che faceva paura. Il fascismo faceva paura. Il fascismo faceva paura e gli spiegavo che le maestre a scuola ai figli dei fascisti davano bei voti, ai figli degli antifascisti no. Allora, poverine, le maestre interrogavano solo i figli degli antifascisti. I figli dei fascisti avevano paura di interrogarle perché se non rispondevano dava un brutto voto e lei aveva paura. La maestra aveva paura dei fascisti e non interrogava i figli dei fascisti. Ma lei ha mai avuto paura quando faceva il partigiano? No, io paura non ho mai avuto. Posso aver avuto delle titubanze nel fare le cose, però paura mai. E non ha mai avuta né prima né allora lei la paura? No, io non so che cos'è la paura. Ma lei, Giovanni, di che cosa è fan? Io sono fan della libertà, perché ho provato a soffrire perché non ce l'avevo. Cosa ne pensa di chi il 25 aprile non l'ha festeggiato? Ognuno è padrone di fare quello che vuole. L'importante è che si capisca la differenza che c'è fra chi vuole la libertà e chi te la vuol togliere.
E adesso qualcuno ce la vuole togliere? Certo, qualcuno ti vuol togliere. Quelli che fanno i bulli oggi vogliono toglierti la libertà. Quelli che non vogliono che tu fai delle cose, quelli che ti vogliono imporre le cose, sono fascisti. Anche se non sono... Anche se non sono iscritti, se non sono tesserati, se non hanno il fascio qua, sono fascisti. Io oggi, alla mia età, sono andato a fare ancora il 25 aprile in piazza e ho insegnato ai ragazzi che ogni tanto mi chiedono delle cose che loro devono combattere solo la prepotenza. Se noi non abbiamo i prepotenti viviamo bene. Se noi, quando eravamo in montagna, pensate che abbiamo fatto dei mesi di che cosa si poteva parlare. Mesi in 10-12 persone in un posto sperduto sulle montagne, pieni di pidocchi, pieni di fame. E si parlava di libertà, si parlava dell'Italia migliore. Qual è la domanda più frequente che le fanno i ragazzi quando vanno nelle scuole? Perché sono andato a fare il partigiano alla mia età? Così giovane? Chi te l'ha fatto fare? E chi te l'ha fatto fare, Giovanni? L'ha fatto fare perché a scuola e quando ero bambino mi sentivo discriminato. Mi sentivo discriminato rispetto ai figli dei fascisti. Perché la mia famiglia era una famiglia Ti interrogavano, chiede Sigfrido. Certo che mi interrogavo. E che voto prendevi? Sempre pochi. Grazie per quello che ha fatto, per il suo coraggio e per quello che ci racconta. Io spero che tutta la platea di oggi non possa che essere felice. Non tutti hanno avuto modo di incontrare un partigiano, adesso finalmente anche i nostri fan tutti hanno trovato una persona da ammirare in più. Grazie. Grazie a Partigiano Alfa. Grazie mille. Ma 91 anni. L'accompagno io. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni. Ed è...